Ieri sera si è tenuta un'importantissima riunione tra i leader dei paesi dell'Unione Europea. Si è deciso quali misure applicare in campo economico e soprattutto si è trovato, a quanto pare, un accordo che verrà perfezionato nei prossimi giorni. Ora, prima di parlarne vorrei però fare un breve riassunto delle puntate precedenti. Ecoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. In Europa ultimamente si è creata una spaccatura tra due macrogruppi. Il primo, lo chiameremo rigoristi, è capitanato dalla Germania e dall'Olanda e fanno parte di questo gruppo molti paesi del nord dell'Europa. Questi vogliono applicare il MES come misura economica. Dal lato opposto ci sono paesi super indebitati, capitanati ovviamente dall'Italia, dei quali fanno parte anche Francia e Spagna, ricordiamocelo, e tutti i paesi in generale del sud, perché tutti sono super indebitati. Noi vogliamo gli Eurobond e non il MES. Alla fine per il momento sembra essere stata accantonata l'idea dei Corona Bond perché abbiamo trovato un accordo sul MES, un MES più leggero, senza vari vincoli, per quanto riguarda la spesa riguardante la salute, la sanità dei vari paesi. In pratica vengono messi a disposizione i fondi per far fronte a questa emergenza sanitaria. Questi vengono messi a disposizione senza particolari vincoli di cui avevamo già parlato in altri video che vi lascio qui in alto a destra. Ora, quant'è la spesa che si può fare usando questi fondi? È pari al 2% del PIL di ogni Stato. A noi toccano circa 35 miliardi. Il MES senza condizioni è assolutamente una cosa vantaggiosa per l'Italia. Tuttavia, queste condizioni sono state rimosse solamente per quanto riguarda la sanità. Infatti, come ha sottolineato il ministro delle finanze olandese, il MES sarà disponibile anche per il sostegno economico, ma con le condizioni. Questo è giusto e ragionevole. Ora, qualcuno del pubblico potrebbe essere molto confuso in questo momento, perché nei giorni scorsi si era parlato di MES oppure Corona Bond per rilanciare l'economia, non per far fronte alla crisi sanitaria. Ora, questa manovra doveva essere fatta apposta per creare uno shock finanziario positivo, per rilanciare l'economia. Ora, io sono il primo a dire che questi fondi sono molto contento che siano stati affidati alla sanità in questo momento, perché la sanità è prioritaria su qualsiasi altra cosa. Però si era parlato di rilanciare anche l'economia. Quali strumenti stiamo utilizzando per preparare il rilancio dell'economia? Ora proviamo a dare una risposta a questa domanda e per farlo ci avvaliamo di alcune spiegazioni che ha dato il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire. Oltre al MES, che potrà offrire 240 miliardi di euro di finanziamenti agli stati, è stata affiancata anche un'altra misura, quella del BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. Ora, questa banca si occuperà di prestare fondi alle aziende. Questa banca era stata costituita per fornire finanziamenti a quei progetti di interesse europeo. Ora presterà 200 miliardi di euro alle imprese. Generalmente il tasso di interesse di questo tipo di finanziamenti è molto basso, quindi molto conveniente per le aziende. Ora, accanto a queste misure verrà anche introdotto un piano per la disoccupazione, che prende il nome di SURE. Nei giorni scorsi si è chiarito che concretamente questo progetto dovrebbe servire coi suoi 100 miliardi a finanziare alcuni strumenti tra i quali la cassa integrazione. Breve inciso, fatemi sapere nei commenti se volete un video sulla cassa integrazione. Una delle misure più interessanti che sono state messe sul tavolo e che probabilmente verranno attuate è il Recovery Fund. Di che cosa si tratta? Non si tratta di nient'altro che della creazione di un fondo tramite l'emissione di obbligazioni gestito direttamente dalla Commissione europea. Questo dovrebbe arrivare ad avere un ammontare di circa 500 miliardi e dovrebbe servire proprio per rilanciare l'economia. È un fondo temporaneo e straordinario. Questa misura è stata chiesta a gran voce dalla Francia, che ha fatto diverse pressioni per farla attuare, però al momento non ci sono ancora i dettagli su come e quando verrà attuata. Quello che si sa attraverso le parole del ministro francese Le Maire è che queste obbligazioni non andranno a creare un debito comune, come ad esempio i Corona Bond. E questo è stato ampiamente sottolineato. Del resto si sa poco, quindi probabilmente farò un video in futuro quando ci sarà più informazione a riguardo. Sommando le varie misure si arriva ad una cifra totale di 1.000 miliardi di euro ed è forse per questo che il nostro ministro dell'economia Gualtieri se ne è uscito con dei toni molto trionfali, diciamo, toni che io mi permetto di non condividere. Ha detto esattamente questo: l'Italia vince, zero condizionalità sul MES. Ritengo quindi che sia giusto chiudere questo video dicendo che questo non è il tempo dei trionfalismi. Noi in Europa siamo andati a fare la voce grossa, ma non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo ottenere. Ne abbiamo ottenuto una parte. Io sono molto contento per la mancata condizionalità del MES per la sanità,
però doveva essere estesa a tutti gli ambiti, perché se adotteremo il MES in altri ambiti, le conseguenze saranno pesanti. Ve lo dico sinceramente, fuori dai denti, non sono sicuro che quello che abbiamo ottenuto sia sufficiente al rilancio dell'economia italiana. Quello che è certo è che in questo momento l'Europa è molto spaccata ed è un momento molto delicato. Si scrive la storia in questi giorni. Detto questo, vi lascio alla curiosità economica di oggi. La vita media stimata di una banconota è 18 mesi per quanto riguarda i dollari e il taglio più grande mai stampato di dollari è una banconota da $100.000.